Corri! Mamma mia, non me ne sono accorto. Ecco qua, stavo già failando alla prima. Allora, io direi di andare... Ok, verso qua. Chiudi questa cosa. Prendiamo tutti i fiori perché abbiamo visto che ci sono serviti, perché sono deficiente. Prendiamo queste cose qua. Potrebbe risultare noiosa le prime puntate, l'ho già detto. Però ci tengo a specificarlo perché non vorrei che smetteste di seguire questa serie. Bam. Perché è interessante più che altro. Facciamo così, mangia. Così ci curiamo. Penso, non so se si cura mangiando. Cioè, non so se si cura quando ha la fame completa. Non vorrei essere troppo Minecraft fanboy. Qua prendiamo un po'. Io direi di fare tutta la costa. Una volta fatta tutta la costa, vediamo anche cosa ci riserva il centro di quest'isoletta. Anche se sto andando verso il centro comunque. Perché è una droga, cioè vi prende a prendere, cioè vi prende a raccogliere tutto. E vabbè. Togli questo. Vi prende a prendere. Mangiamoci le butterfly. Direi di mangiare ancora un po' più di... Ok, bella. Ah, le butterfly ci dà sia fame che cuori, se non sbaglio. Le ali di farfalla. Vabbè, andiamo per la costa, poi vediamo un po'. Ecco, siamo arrivati. Ah, bisogna stare attenti ad avere il materiale per fare il fuoco la notte. Perché avete visto che appena diventa buio, pam, qualcuno viene e ci stupra i nani. Tra l'altro ieri ero in pullman e con la mia ragazza stavamo tornando dal ristorante e c'era un signore, aveva una faccia assurda. Cioè veramente, io lo chiamavo lo stupranani, aveva sempre la mano in bocca come... Cioè, aveva questo sorrisino strano, molto alla io ti sto per uccidere. E questa mano appoggiata tra collo e bocca che secondo me era pensante proprio. Tipo, adesso ti ammazzo. Ok, prendiamo anche questo coniglio. Olè, no! Ci ha fregato, raga. Selce, bella così. Direi di raccogliere questo ben di Dio qua. E poi seguiamo con la costa. Carota. Sapling. Erba. Prendiamo l'erba. Allora, uccidi la farfalla. Non ho fatto in tempo. Ancora selce. Ogni volta che si muore, quindi praticamente raga è un hardcore. Si deve rinascere dal nulla. Senza nulla, cioè si ricomincia l'avventura. Non so, potrebbe essere un po' pallosina come cosa teoricamente. Però cioè è abbastanza facile non morire, diciamo. Bam. Cioè, oddio, facile. Non so, non vorrei dire... Qua piantiamo la pigna, che ci occupa solo spazio nell'inventario. Oh, qua ci sono buone cose però. Dicevo, conviene sempre prendere un po' di roba, perché il fuoco bisogna farlo. E se non lo si fa, avete visto cosa succede nel buio. Stavamo per morire prima, avevo il cuore tutto raggrinzito. Allora, vediamo un po'. Ok, continuiamo per la costa. Oh, sì, funghi, fiori. Ah, ragazzi, ho visto che siete contenti delle collaborazioni che ho avuto con Duke. Come voi tutti dite, sperate che continueranno. Lo spero anch'io. Penso che lo speri anche lui, quindi senz'altro senz'altro qualcos'altro assieme lo faremo. Gli ho già proposto una cosa, vedremo cosa da dire, perché comunque lui, raga, ha un sacco di iscritti. Ah, no! Si può muovere con V, W, eccetera, e non solo con il mouse. Epico! Non lo sapevo, raga. Pensavo si potesse muovere soltanto con il mouse. Invece no, si può muovere anche così. Bella. Vedete che io col mouse non sto facendo niente e lui si muove. No, questo non lo prendiamo però. Prendiamo questo. Sta per diventare buio. Ancora molto dura questa.
È lunga quest'isola, eh. Cioè qua. Chissà, chissà. Ah, un po' di fame il tipo. Ah, tra l'altro don't starve il gioco. Significa non morire di fame. Non ti incigreppisti de suvammini. Significa in inglese. Quindi proprio bisogna stare attenti alla fame proprio. Qua c'è un rabbit hole. Dammi semi. Che sono sti rumori molto mostriciattoli? Ah, ecco, ci sono dei ragnetti qua. Ecco cos'è quel rumore. Vabbè, io direi di fare subito un fuoco. Facciamo qua. E ci vediamo le cose che abbiamo intorno. Però io sto iniziando ad avere paura perché il fuoco sta per spegnersi. Cioè, l'ho appena fatto, ma non si sa mai. Dai. Bella così. Prendiamo le cose. Ok, adesso possiamo andare a mangiamo. Ah, vedete che c'è una barretta verde dietro i cibi? Ecco, praticamente si consumano i cibi. Cioè, non è che si consumano, diventano più schifosi. Non si possono più mangiare. Ok, questo cos'è? Cooked coniglio. Non coniglio, come si chiama? Castoro o morsel, boh, non mi ricordo. Comunque, cucinato. Devo alimentare. Ah, adesso faccio vedere una cosa. Guardate come prende fuoco il... Adesso dov'è? Vorrei qualcos'altro. Ah, questo è da cucinare, sì. Vorrei qualcos'altro per alimentare il fuoco, per farvi vedere come bruciano gli alberi. Questo qua. Eccola là. Vedete? Prende fuoco tutto. Prende fuoco tutto. Ma se io ci passo sopra? Eccolo là. Intelligentissimo. Chop. LOL. Caracol. Quindi mi dà carcoal. Penso charcoal. Coal. Boh, vabbè. Penso sia carbonella. Dove mi fai esaminare? Niente. Ah, bella, è diventato giorno. Io vorrei uccidere te. Pam. No, niente. Cosa è successo al mio omino? Ma il fuoco non si può recuperare in qualche modo. Ah, vediamo. Add fuel. Bella. Io direi di continuare per la costa, dato che abbiamo detto così. Sembrano piselli ammosciati queste cose. Ogni volta che li raccogli. E voi quanti ne raccogliete, eh? Che schifezza. Se fosse il piocco adesso lo sentireste. Non sono ancora usciti i castori. Papà castoro. Allora. Ah, qua cambia bioma. LOL. Tra l'altro, spero non sentiate i rumori in sottofondo, che potrebbe essere la televisione. Anzi, vado a mutarla un attimo. Eccomi qua, ho mutato la televisione, pick up seats. Eccolo il coniglio. Bam, ma non è un coniglio, è un castoro. Morsel. Vabbè, fatemi sapere cosa significa morsel qua sotto. Chiunque di voi sia esperto, cerchi morsel. Cioè, scriva morsel cosa significa. Io continuo a fare vedete, il confine di questo bioma qua. Così siamo sicuri di averlo non esplorato tutto, però più o meno. Ah. Anche se mi piacerebbe trovare un po' di pietra. Vediamo un po'. Comunque abbiamo raccolto già abbastanza cose. Potremmo... Tipo erba ne abbiamo un casino. Sapling lo stesso. Potremmo andare... guarda. Questo ha bruciato direttamente. Take that nature. Ah, gli sta dicendo prendilo tu natura.
Ah, qua di nuovo cambia bioma. Ah no, questo è un ponte per andare nell'altra isola. Vabbè. Non c'è nulla di ostile nella nostra isola. Ok, siamo tornati nel punto in cui ci eravamo separati. Adesso direi di esplorare un po' il centro. Prendiamo questo. Non c'è nulla, raga, nulla di nulla. Cioè, cos'è? Un bug? Le carotte e la selce la prendo sempre, anche le bacche. Fiori ne abbiamo. Mangiamo un po' prima che questa cosa vada a male. Ok. Carota. Qua c'è un robo. Cos'è? Una cosa di ragni. Che dite? Proviamo ad attaccarlo? Vai, proviamo ad attaccarlo. Oddio! No, sono in tre. Fuggi. Vai, dai un colpo a questo. Bam, fuggi. No, mi ha ucciso. Mi ha colpito. Ok, 2 colpi e l'ho intimorito. Vai. Bam, bam, bam. Ok, vai. Bella così. Carne di mostro qua. Cosa mi ha dato? Monster meat, giusto, carne di mostro. Ma io vorrei capire una cosa. Se adesso lo colpisco ne escono altri danni? Uno. Ah, quindi adesso vai, uccidiamo. Bam, bam, bam. E daglielo, vai. Bella. Adesso voglio vedere cosa succede. Sticky. Ah no, è finita la... Lascia. Ok, vai, picchia. No! Ah! Non pensavo ce ne fossero ancora. Vai, distruggi sta cosa. Bella. Ma non mi ha dato nulla di particolare. Mi ha dato ragnatela. Allora, vediamo dove devo andare. Ok, qua sotto c'è un buchino da esplorare. Ma io poi direi di cambiare isola perché, cioè, non c'è un cazzo. Poi facciamo questo pezzo e poi saliamo qua, dove c'è l'altro bioma. Ah, rabbit. Esame rabbit hole. Perché dice rabbit, buco del coniglio, ma poi dice morsel? Siamo sicuri che morsel sia un animale? Vai, 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 picchialo, 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 picchialo. Niente. Ok, qua siamo nella parte inesplorata, più o meno. Ma non penso di trovare granché, eh. Anzi, penso proprio che non troveremo un cazzo. A parte un po' di selce. Però sarebbe carino se si potesse avere una mappa aperta, tutta aperta. Ok, no, state già diventando crepuscolo. E allora andiamo a esplorare questo pezzettino. Tutta questa linea ci facciamo, va. L'avete sentito? Cos'era? Un tacchino, un po' di subiocchi. Per chi non lo sapesse, eccolo qua. Distruggiamo questo che ci dà una pigna. Per chi non lo sapesse, Subiocchi è l'altro ragazzo che fa video come ogni tanto in questo canale. Significa tacchino Subiocchi. Sabuda significa gallina per tutti i nuovi arrivati. Dato che ultimamente stiamo crescendo un bel po'. E Subiocchi significa tacchino. Che poi Sabuda in sardo significa anche il pollo. Cioè, quando noi mangiamo pollo a pranzo, diciamo... Vita c'è oggi a prandi. Puda. Cosa c'è oggi a pranzo? Gallina e pollo arrosto. Scusate se continuo ad aprire la... Come si chiama? La mappa. Ok, sta diventando notte, facciamo il fuoco. Ecco qua. Prendiamo queste cose. Andiamo vicino al fuoco. Allora io direi di innanzitutto mangiare questi. 1 e 2. Poi di cucinare questi. È bellissimo questo gioco, raga. È spettacolare. Poi il tempo passa velocissimo, mamma mia. Cioè, tu neanche te ne accorgi. Ah, questi sono già tostati. Quindi possiamo prendere questi e tostare anche questi. Adesso ho un'idea. Voglio piantare questo qui. No, allora, questo qua. E questo qua. Qua. Ho detto... Vabbè, qua. Adesso mettiamo un po' di
Facciamo così, mangia. Qualcosa per alimentare ah vabbè, cuciniamo, va. Innanzitutto cuciniamo. No, non mangiare, idiota. I don't feel so good. Voglio alimentare il fuoco. Vabbè, mettiamo fuel. Mettiamo fiori, va. Boom. Vai, bruciate. Bella. Perché così mi prendo un po' di carbone. A parte che mi fa un sacco di luce. Mi posso allontanare un pochino. Prendiamo... selce. Corri. Mamma, che infarto che mi è venuto. No, che fai? Come fa? No, ha preso fuoco come si chiama? Non andarci sopra, madonna.